Allora, chissà, l'FTX 5090 ne è arrivata 2 ore fa. Ora a posto. E ora io praticamente farò capire come questa nuova scheda grafica è il futuro. Lei fa realizzare i sogni, diciamo. Cioè, non ci crederete, ma ovvero, cioè io basta che penso una cosa e la vedo, si realizza Maria, in 3D. Cioè, questa qua è l'ultimo ritrovato della scienza. Pare una scatoletta di plastica, in realtà è una scheda grafica questa qua. C'ha 2 ventole, un carburatore, uno spillo. Come vedete l'appoggio è leggera, però certo 7 kg pesa. Questa è quella per il portatile. Diciamo che queste di qua vanno dentro il laptop. È quella piccolina. Chissà invece chi se lo frigorifero. Niente. E allora queste di qua, questa scheda grafica, diciamo che mi stiamo fornendo. Me ne sono arrivate 2 e praticamente io le devo mettere tutte e 2 nel portatile. Perché ci faccio cose io. Allora, chi so è Gioacchino. Gioacchino, per favore, faccela messa a punta, non è? Bravo. Che svizzat. Ma chi so? Usava la percussione, peggio. Erano menosi. Aspetta, non mi capisce niente. Non capisce niente. Vabbè. Che bello. Vorrei scelta che pigiavano. Cioè io ci so fare con le schede grafiche. Diciamo che ne ho distrutte 45. Però ancora oggi mi rendo conto che sono non le più brave. Questa è la 5090 di Cuicco. Ha letto un letto. Cioè inizia a sognare. Solo che ci fu l'errore a sognare in bianco e nero, o contrario. Poi, cioè, come vedete, i sogni si realizzano, ma arrivano soldi, mi tirano piccioli. Cioè, consiglio io, cioè, è la scheda. Chi sia la scheda grafica, la RTX 5090, già l'ho detto, mi pare. Ma lei mi stai confornendo, basta ora, amone. Ora basta, perché? Dai.